in collaborazione con FNP CISL Udine. Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci puntuali come ogni mercoledì all'appuntamento con lo sportello pensionati. Vediamo subito chi c'è in studio con noi oggi. Accanto a me Flavia Blasic, che è della segreteria dell'FNP CISL, e c'è anche Liliana Della Rovere, che fa parte sempre dell'FNP CISL di Udine. Buonasera, come state? È un piacere avervi qui. Mi ricordo l'ultima volta che avete partecipato alla trasmissione, c'è stata una grande partecipazione anche da parte del pubblico, quindi tante persone vi hanno voluto parlare con voi, telefonando, e quindi parlare direttamente, oltre che a inviare messaggi. E questa volta io direi di cominciare a parlare con Flavia, perché proprio nell'ambito della CISL c'è questo momento di rinnovamento, quindi c'è questo congresso, si parla di regionalizzazione, quindi abbiamo tanta carne al fuoco anche per quanto riguarda la riorganizzazione stessa appunto del sindacato. Sì, l'FNP sta operando una trasformazione che ha anche un termine che si chiama regionalizzazione, che può sembrare freddo, ma in realtà non è un cambiamento vero e proprio, diciamo che è un rinnovamento. La nostra segretaria generale ama definirlo un vestito nuovo, che però è ancora imbastito e che verrà rinnovato man mano che andremo avanti in questa fase di riorganizzazione. È una riorganizzazione che è cominciata già anni fa, avrebbe dovuto concludersi 2 anni fa con il congresso. In realtà il Covid ha fermato tutta l'attività e quindi abbiamo avuto però a nostro beneficio 2 anni a disposizione per comunque studiare la situazione meglio, per apportare tutti i cambiamenti migliorativi in maniera da addivenire ad una situazione più funzionale, più snella e soprattutto più vicina alla base, agli iscritti, perché proprio diciamo che lo scopo principale è stato quello di rendere il sindacato più vicino agli iscritti. Diciamo che l'attività congressuale è cominciata il 24 di settembre con il congresso, con il Consiglio regionale. Abbiamo avuto ieri il Consiglio territoriale dell'Udinese della Bassa Friulana, con la quale abbiamo approvato il calendario dei congressi che avranno luogo nei vari territori per eleggere, diciamo, i rappresentanti nell'RLS, che sarà che è la rappresentanza locale sindacale, per spiegare in poche parole. Sono chiamati a votare. Sì, perché anche se c'è la regionalizzazione effettivamente c'è il sindacato, perché quando si sente dire regionalizzazione, la prima preoccupazione, il primo pensiero anche di chi è iscritto al sindacato, ma anche di chi è vicino al sindacato, la prima preoccupazione è questa: ma come? Regionalizzazione e quindi ci sono maggiori distanze per l'interlocuzione? No, perché ci sono le rappresentatività. In questo caso invece diciamo che il sindacato è più vicino al territorio, perché sono stati istituiti i congressi proprio territoriali dell'RLS, è la prima volta, e ogni territorio avrà modo di svolgere il suo congresso e di eleggere i rappresentanti a quello che è il consiglio della RLS e i delegati che parteciperanno poi al congresso regionale. Le elezioni avranno luogo con una sequenza che comincerà con il 3 di novembre a Palmanova, per poi proseguire il 4 nel San Giorgino, il 5 nel Cividalese, poi l'11 nella zona del Codroipese ed infine nella zona dell'Udinese il 12, che è l'ultimo giorno. Ecco,
Naturalmente invitiamo tutti gli iscritti a partecipare al voto, perché partecipando alle votazioni hanno modo quindi di partecipare a quella che è l'attività congressale, che non serve solo ad eleggere rappresentanti, ma anche lo scopo di progettare quella che sarà poi la politica sindacale su quel territorio. Ecco, perché non è un accentramento dove si vuole praticamente, come hai detto tu Isabella, cioè accentrare tutto nella regione. È perché Anzi, il termine regionalizzazione, sì. no? Uno subito pensa... Anzi, possiamo dire che in questo modo i territori acquistano maggiori competenze, maggiore importanza e maggiori anche responsabilità a livello di politica sindacale, soprattutto per quanto attiene il contatto proprio con gli enti locali territoriali, con le istituzioni, con le case di riposo e soprattutto avranno maggiori contatti con gli iscritti. Ecco che è la cosa, no, sì, più importante. Ecco, diciamo che l'attività si concluderà poi con il congresso regionale che avrà luogo il 21 dicembre a Lignano Sabbia d'Oro e che quindi porterà a questa trasformazione che però, come dicevo prima, rimane sempre un vestito imbastito che man mano che andremo avanti saremo anche in grado di correggere e di modificare successivamente nel tempo. Ecco. È importante che gli iscritti possano venire a votare, saranno informati tramite un giornalino che faremo pervenire entro breve, lo stiamo mandando in stampa. Sul giornalino ci sono tutte le indicazioni che riguardano le modalità di voto, i luoghi, le date e gli orari. Ed è anche spiegata la funzione di quelli che sono queste nuove RLS, è spiegato la funzione del voto e la modalità e quindi contiamo, naturalmente per partecipare ai congressi bisognerà tenersi a quelle che sono le regole previste per la sicurezza per il Covid, perché quindi bisognerà essere muniti della Green Pass, ovviamente, della mascherina e comunque sul giornalino che arriverà a breve. Sarà spiegato un po' tutto come si dovrà a tutti fare. I nostri iscritti che, tengo a dirlo, attualmente sono 10.275 sul territorio dell'Udinese. Numero in crescita? Numero in crescita? Diciamo di sì, perché anche durante il periodo del Covid dobbiamo dire che i nostri sportelli sono rimasti sempre aperti e sono stati l'unica porta aperta, diciamo, per le persone che avevano bisogno di avere delle informazioni, di risolvere dei problemi, perché sappiamo benissimo che tutti gli uffici pubblici erano chiusi, che l'INPS era inaccessibile e quindi diciamo la nostra era l'unica porta aperta e diciamo che c'è stata anche la possibilità di crescere il numero dei tesserati, ma non solo, dobbiamo dire che sono state fatte anche molte pratiche per l'INAS, infatti abbiamo avuto i dati l'altro giorno, sono state fatte 11.000 pratiche e metà di queste sono state fatte appunto con l'aiuto dei pensionati. Bene, io passerei a questo punto la parola a Liliana, la nostra donna INPS, che nonostante sia in pensione si tiene sempre aggiornata. È vero Liliana? Sì, è vero, ultimamente. Anche perché devi essere in grado di dare delle risposte. Sì, diventa sempre più difficile perché bisogna tenersi sempre al corrente. E poi ci sono sempre più balzelli, tante novità dell'ultima ora. Diventa sempre più difficoltoso. Quindi ecco, soprattutto novità per quanto riguarda l'iter, perché novità per quanto riguarda invece decisioni, cambiamenti, per il momento non si solo sa se ne parla, ma non c'è nulla per il è momento. Ancora tutto fermo. Sì, in tutto un parlare, giusto? Sì. Niente, volevo parlare dei riscatti, che forse è un argomento che in questo momento di parlare dei riscatti, che è un argomento che interessa parecchio. Sì, perché i riscatti è un periodo di vuoto contributivo che logicamente la persona pagando il relativo onere può recuperare come assicurazione a tutti gli effetti, quindi diventano una contribuzione come anzianità. Servono per arrivare magari prima al pensionamento, perché sono validi, e anche per incrementare un po' l'importo pensionistico. Come funziona questo riscatto? Riscatto per quello che riguarda chi ha già assicurazione ante 96, scatta il riscatto tradizionale, quello col sistema retributivo e la riserva matematica.
che ha un determinato costo, mentre c'è l'ordinario e l'agevolato per quelli che sono iscritti dal 96 in poi. Naturalmente devono avere almeno un contributo di assicurazione obbligatoria per poter accedere. I requisiti sono aver conseguito la laurea, il periodo diciamo, che si riscatta non deve essere coperto dalla contribuzione e deve esserci almeno un contributo nel fondo che si chiede, quindi se si chiede nel fondo di lavoratori dipendenti deve esserci almeno un contributo. Come si fa la domanda? La domanda si può fare o tramite il patronato o se no si può accedere online, visto che l'INPS adesso ha messo anche in pubblicazione un messaggio dicendo che c'è questo programma nuovo al quale possono accedere gli iscritti, però che siano iscritti quindi lavoratori che hanno iniziato a lavorare dal 96 in poi, e quindi possono accedere consultando questo programma. Alla fine, se la decisione diciamo è sì, possono già accedere e fare la domanda. L'importo quindi del riscatto può essere il riscatto tradizionale con il sistema di calcolo retributivo, con riserva matematica, e quindi si va con il beneficio pensionistico calcolato con l'età e la data della pensione, quindi è ben diverso. O se no l'ordinario è agevolato, secondo la 233, che è ben diverso, quindi qua parliamo con il riscatto agevolato a un minimale che si avvicina a quello dei commercianti, e quindi un costo di 5.264 per anno che si vuole riscattare, quindi una laurea di 3 anni potrebbe costare sui 15.700 euro, una laurea di 4 anni 20.900 o se no 26.000 per 5 anni. Quindi questi importi possono essere rateizzati, possono essere pagati in unica soluzione se si affretta di andare. per 6 anni. O se no, sì, anche 6 anni, sì. E possono essere anche rateizzati in 120 rate, 120 rate senza interessi, e se il soggetto è soggetto IRPEF può detrarre diciamo, dalle tasse il 50%, quindi è importante anche questo perché si viene a pagare una cifra ben diversa da quella che è all'inizio, diciamo. Quindi anche per i giovani che magari sono appena entrati nel mondo del lavoro sarebbe importante tenere presente questa possibilità. Sì, questa possibilità sì, che era adesso sperimentale. Non si sa se magari possa ma continua, sì. Sembra che continuerà perché sì. era sperimentale, ma viste le ecco, adesioni... Appunto, perché era sperimentale, quindi adesso pare che Adesso, viste le adesioni, sembra che continuerà perché logicamente si interessa, perché tanti giovani non trovano ancora lavoro, però questi qua diventano lavoro a tutti gli effetti e quindi si trovano quei 3, 5 o 6 anni che sia come averli già lavorati. Sì, però diciamo. l'importante è che abbiano il lavoro e che abbiano anche i soldi per pagare. Quello sì. Perché altrimenti sono sulle spalle dei genitori che devono intervenire e fanno un investimento per il futuro. Anche i genitori possono pagarlo, perché negli inoccupati c'è anche questa possibilità di fare la domanda, magari la fa il genitore per conto del figlio, però scala le tasse in un'altra maniera, perché mi pare che è il 19%, non è il 50% come nell'altro caso, quindi è diverso. Ci facciamo una piccola pausa e ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante. A questo punto possiamo anche dare il là alle telefonate 0432 57 3517 per chiamare e per parlare direttamente con le nostre ospiti, oppure inviare SMS al 351 570 5687. Non ho neanche detto via alle telefonate, abbiamo subito messaggi pronti. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio. Vediamo chi ha accolto il nostro appello, il nostro messaggio. Insomma, al messaggio che ho dato potete telefonare. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Ah, buonasera. Buonasera. Volevo chiederle, no? Prego. Una donna che prende 370 al mese di pensione di invalidità. Dunque, uno mi ha detto dell'INPS che si prende 520, un altro mi ha detto 600. Ora l'invalidità è cresciuta o no? O è rimasta così?
Liliana, tu che sei sempre aggiornata su queste cose. Allora, l'invalidità civile, se parliamo di invalidità civile al 100%, sì, è cresciuta, però se parliamo di invalidità in percentuali inferiori, no per il momento, quindi stiamo aspettando, perché sono stati fatti ricorsi, appelli eccetera per chi è invalido al di sotto del 100% e per ora non c'è nessuna novità. Adesso Ma però hanno detto che la Corte Costituzionale aveva aumentato le pensioni, no? Quindi ha aumentato le pensioni come perequazione il prossimo anno. Cioè, questo. uno dice che percepisce 400, uno 500, l'altro 600 dall'INPS. Non riesco a capire io. Le differenze. Una cifra esatta. Ma è un'invalidità civile o un'invalidità da lavoro? Questo vorrei capire. No, la signora È la ha un'invalidità grave 100%. Sì. Quindi dovrebbe essere aumentata. E il reddito, ha presentato anche i redditi, perché se non ha presentato i redditi... No, non ha nessun reddito. Però le dico che è stato sopra dell'INPS a Tolmezzo e ha detto che è tutto a posto, ma a me non sembra. Quindi doveva essere presentando i redditi, dovrebbe andare a 600. Questo A chi si può rivolgersi all'ACLI o all'INPS? No, beh, in questo caso qui l'INAS? qui abbiamo rappresentanti dell'INAS e quindi si deve rivolgere, se vuole, all'INAS CISL. Sì, magari prende un appuntamento e fa una domanda di ricostituzione per vedere, allegando i redditi, quindi sulla base dei redditi dovrebbe avere l'aumento anche. Sì, ma appunto volevo sapere una cosa precisa, no? Ma lì deve solo che andare agli sportelli, perché qui i rappresentanti, io ho sbagliato, ho detto dell'INAS, sono rappresentanti dell'FNP, che comunque dell'FNP, che sono i pensionati, e comunque loro le danno delle indicazioni, vada lì piuttosto che là, mi faccia vedere le carte, possono darle un'occhiata. Lei prima si rivolga lì all'FNP, che a Tolmezzo dovrebbe esserci. Scusi un attimo, Prego. ma siamo stati da uno che viene su dall'INPS a Tolmezzo, no? Sì. E abbiamo un reddito, lei non ha reddito, ha solo la pensione di 370, è grave il 100%. Allora ha detto che è tutto a posto, ma non sembra. Lei vada a farsi dare un occhio, vada lì agli sportelli del sindacato e provi a farsi dare una controllatina. All'ACLI? All'INAS CISL. Almeno vada dove preferisce lei. Comunque qui abbiamo rappresentanti dell'FNP che chiaramente le suggeriscono di andare all'INAS. Di andare all'INAS. Va bene? Noi siamo invalidi tutti e due, no? Ho capito. Non possiamo muoverci fino a Tolmezzo. Forse andiamo all'INAS di Tolmezzo. Sì. Sì, o all'FNP di Tolmezzo, perché si tratta dell'Alto Friuli, quindi noi facciamo, praticamente siamo rappresentanti dell'FNP dell'Udinese Bassa Friulana, poi c'è l'Alto Friuli, lei abita a Tolmezzo, quindi se lei va o telefona agli sportelli dell'FNP di Tolmezzo le sapranno dare sicuramente qualche indicazione. INAS. CISL. Sì, lei CISL. chiami alla CISL e si faccia dire da loro dove deve chiamare, va bene? Sì, è un sindacato? Sì, è un sindacato. Sì, esatto, certo. esatto. Sì, va bene. Sindacato Va bene, ringrazio. Grazie La a lei. ringrazio, buongiorno. Grazie a lei, Grazie buonasera. a lei, buonasera. Grazie per aver chiamato. Messaggi, buonasera. Considerato che c'è una previsione di inflazione per l'anno in corso del 2,7%, noi pensionati avremo un adeguamento al costo della vita da gennaio 2022 e quando si saprà in che percentuale? Allora, la perequazione è ripartita, sappiamo non benissimo voglio. che è ripartita. Certo, non abbiamo avuto grossi aumenti perché l'aumento è stato dello 0, quindi l'hanno detto anche in questa trasmissione, un caffè, diciamo. Una caramella, no? Mi pare. Allora, la perequazione un caffè alla dovrebbe fine dell'anno, ripartire. no? Adesso vedremo, perché se secondo quella che era la legge, il decreto
decreto attuale o se riprenderanno in mano il decreto precedente, che era quello che aveva fatto addirittura Prodi e che era anche più favorevole ai pensionati perché le aliquote erano più alte e c'erano meno scaglioni. Vedremo quello che succederà intanto e vedremo nella legge delega quanti soldi saranno stati stanziati per la 44, parlavano di 4 miliardi, non lo so, vedremo adesso. Certamente noi pensionati ci batteremo come sindacato per mantenerla e magari per aumentarla, perché effettivamente dobbiamo dire che la perequazione è rimasta bloccata, che è stata sbloccata solo alla fine del 2021 e c'è stato questo piccolo conguaglio sulle pensioni, non ve ne sarete neanche accorti, perché appunto a seguito del Covid l'inflazione era pari a 0 e quindi non c'è stato aumento. Naturalmente sappiamo benissimo che le pensioni non sono adeguate al caro vita e quindi noi ci batteremo perché la perequazione venga mantenuta, ma non solo, anche aumentata, cioè venga corrisposta alle condizioni migliori. Buonasera, sono Giuliano da Udine. Io per certo faccio 41 anni di contributi a dicembre. Un po' per motivi di salute, un po' per stanchezza, volevo sapere se esiste qualche scappatoia per andare in pensione. Premetto che ho cominciato a lavorare a 14 anni. Beh, qua dipende dal tipo Quindi di lavoro che ha fatto, precoce, no? Sì, è un precoce, quindi se ha cominciato a 14 evidentemente avrà un anno senz'altro prima dei 19, quindi potrebbe, però deve appartenere a determinate categorie, quindi dovrebbe essere adesso o disoccupato o è invalido al 74% o assistere una persona che ha un'invalidità, un handicap, però un familiare, quindi che abita con lui, o altrimenti fare un lavoro gravoso. Adesso bisogna vedere che tipologia di lavoro fa per stabilire, sì. Che poi non cambierà anche, non si aggiungeranno, è molto probabile, così almeno hanno detto, che dovrebbero aggiungersi altre categorie. Le liste dei gravosi, no? sì. Quindi gravosi, perché fino adesso erano 15, no, le voci, sì. ma se ne aggiungono, altre, dovrebbero aggiungersi. Ne parlavano di altre 16, adesso vediamo quali saranno, perché non hanno ancora pubblicato, hanno fatto una commissione nella quale hanno scelto delle tipologie di lavori. Perché proprio addirittura leggevo, perché sono andata a spulciare proprio prima di cominciare la trasmissione, l'allargamento dell'elenco delle professioni particolarmente pesanti prevede il passaggio da 15 a 57 gruppi e da 65 a 203 mansioni. Staremo a vedere, per le quali dovrebbero aprirsi le porte dell'APE sociale nel 2022. Staremo a vedere, perché intanto queste sono le indicazioni che arrivano direttamente dall'INAIL, no? Che ha riconosciuto determinate... dalla tipologia dell'attività dell'azienda, quindi vedremo il prossimo anno se si apre un po' di più, quindi ha questa possibilità, deve seguire il prossimo anno quali saranno i lavori gravosi e quali saranno le aziende che saranno possibili. E io mi sono portata dietro, guarda, proprio, no? Ho trovato questa cosa e dico, diamo almeno, no, qualche speranza perché la platea si allarga. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera. E guardi che per conto mio lei deve avere il televisore vicino al telefono e deve avere il volume troppo alto. Le converrebbe abbassare. Ha chiuso? Non serviva chiudere, bastava solo abbassare la voce, solo l'audio. No, ho abbassato l'audio. Ecco, infatti adesso la sentiamo bene. Ecco, perfetto. Prego. Vorrei sapere come mai quest'anno mi hanno calato la pensione. Le hanno abbassato? Mi hanno calato la pensione. Vorrei sapere come mai quello. Perché sono stato al patronato, mi hanno detto che c'è il conguaglio, ma il conguaglio non è siamo al mese di ottobre. Ma lei ha solo quella pensione lì, non ha altre pensioni? No, solo quella pensione, non altre pensioni. Quindi probabilmente il discorso è questo, che mentre prima nella 13ª venivano applicate tutte la tassazione senza le detrazioni, quindi veniva un importo molto basso di 13ª e il dicembre veniva
per intero, diciamo, adesso hanno spalmato tutto l'importo dell'IRPEF su tutte le mensilità, quindi lei a dicembre prenderà di più e vedrà che alla fin fine i soldi le tornerà, l'importo annuale. Oh, vediamo, perché non arrivo a capire. Vediamo che cosa succede, abbia pazienza adesso, un paio di mesi. Sì, volevo solo sapere, mi torno a informare. Grazie, buonasera. Va bene, Prego, grazie a buonasera. lei, buonasera, grazie per aver chiamato. Riusciamo a dare ancora una risposta prima di andare in pausa? Sì. Ho lavorato all'estero per 19 anni e in Italia ho 20 anni di contributi, ho 54 anni. Adesso, quando potrò andare in pensione? Grazie. Quindi 19 all'estero, in Italia 20. Sono 39, però 39. Qui non sappiamo se sia uomo o se sia donna, perché fa la differenza. Esatto, è che stato estero, perché bisognerebbe anche capire... per vedere se c'è la convenzione, no, sì, con perché si può anche totalizzare con l'estero, quindi se arriva tra uno e l'altro 41 e 10 mesi, se è una donna ce la fa andare, quindi le viene liquidato dalla parte italiana tutto quello che ha maturato in Italia. 42-10 mesi se è un uomo. Se dopo al compimento dell'età della vecchiaia lo Stato estero le pagherà la sua quota di pensione, quindi per quello che riguarda quello che ha fatto all'estero. Diciamo. Dovrebbe essere più preciso, cioè dovrebbe dire che è stato estero. Sì, esatto, esattamente. Ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante e rimanete con noi. Tra l'altro già annunciamo che poi con Flavia parleremo anche della legge delega, no? E le ricadute sui pensionati soprattutto. Piccola pausa, a fra poco. Eccoci nuovamente qui. Allora abbiamo detto, Flavia, dobbiamo parlare delle ricadute che ci potrebbero essere, no? Con la legge delega. Sì, è stata approvata la legge delega con la quale il Parlamento ha delegato quindi il governo ad emanare i DPCM che andranno ad operare su quella che è la riforma fiscale. Dobbiamo dire che il nostro sistema fiscale è datato a 50 anni, quindi attendevamo, anche noi come sindacato, attendevamo da tempo, abbiamo sollecitato, è anni che chiediamo la riforma fiscale, soprattutto per addivenire ad una distribuzione equa del sistema fiscale, cioè una ridistribuzione della ricchezza, perché abbiamo visto che in tutti questi anni c'è stata una crescita, diciamo, esponenziale dei ricchi a sfavore dei poveri, poi la disoccupazione femminile, i giovani, quindi la situazione è abbastanza grave. Diciamo che nel piano di resistenza, resilienza è prevista una riforma del fisco, noi auspichiamo che venga fatta naturalmente a favore delle persone, della parte più fragile della popolazione, e fra le persone fragili ci sono anche i pensionati. Dobbiamo ricordare che le nostre pensioni sono le più tassate in Europa, dobbiamo ricordare che in questi anni abbiamo avuto la perequazione bloccata, dobbiamo ricordare che le detrazioni fiscali sulle pensioni sono più basse rispetto alle detrazioni sul lavoro dipendente, e quindi oltre a tutte le altre riforme che ci attendiamo, le riforme della pensione, del lavoro, della sanità, diciamo che la riforma del sistema fiscale è importantissima. Ovviamente si parla di riforme che sono anche dettate, sollecitate dall'Europa, che naturalmente fanno parte del piano, come dicevo prima, di resistenza e resilienza, e se non vengono rispettati questi dettami chiaramente potremmo restituire i soldi all'Europa, perché l'Europa ci darà 232 miliardi, ma naturalmente a patto che venga
vengano fatte determinate riforme. Si parla di riduzione di tasse di IRPEF sul lavoro, quindi di riduzione delle tasse per i lavoratori ma anche per le imprese, e questo naturalmente in un'ottica di aumentare l'occupazione, e aumentando l'occupazione sappiamo benissimo che la ritenuta è favorevole anche rispetto ai pensionati, perché è attraverso il gettito fiscale, attraverso la contribuzione che si alimentano i finanziamenti per pagare le pensioni, ma non solo, anche per erogare i servizi chiaramente, quindi pagare tutti, diciamo, per pagare di meno. È importantissimo che i servizi vengano erogati, specialmente adesso dopo Covid. Abbiamo visto quanto bisogno c'è di assistenza, di previdenza, di lavoro, di sanità, e quindi i soldi servono. Naturalmente questa riforma, così come è scritto nelle finalità della delega, naturalmente deve un momento prevedere anche una rimodulazione delle aliquote IRPEF. Si parla soprattutto dello scaglione che va dai 28 ai 55 milioni, quindi interesserà il reddito medio, diciamo, dovrebbe essere abbassata l'aliquota, ma si parla anche di rimodulare le aliquote IVA, e sappiamo benissimo che l'evasione fiscale dell'IVA è tra le più alte, sono 30 miliardi di evasione fiscale annua, quindi anche qui bisognerà rimodulare il sistema. Si parla comunque di cambiare l'IRAP, che pian piano progressivamente verrà annullata, e anche qui bisogna vedere in che modo, perché sappiamo che l'IRAP è una tassa regionale che va a finanziare soprattutto la sanità regionale. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera. 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 Io telefono da Pieris. Sì. Prego, signora. Volevo sapere la pensione di invalida civile, cosa la pagano adesso? La pensione di invalidità civile. Allora qua chiediamo a Liliana, che ha sotto mano qualche schemino. Sì, perché sì. Quindi sono 2,87, ma bisogna vedere la signora se è invalida al 100% e che età ha. Signora c'è? Sì. Ecco. Sì, sento. Ecco, quindi bisogna capire, ha sentito quello che le ha detto la Liliana? Sì, del patronato. Sì, ma lei è invalida al 100%? Penso di no. Ecco, quindi è sentiamo 2,87 adesso. 2,87,09 è l'importo di adesso degli invalidi civili. A meno Va che bene. Aspetta che mi scrivo su una carta un attimo. Sì, se ce l'ha sotto mano la carta, se ha carta e penna è meglio, perché fra poco dobbiamo chiudere la trasmissione. Sì, non è per farle penna. fretta, assolutamente. Solo che ho paura di doverla salutare così al volo, va bene? Ha trovato carta e penna, signora? Mi dica solo un attimo. Sì. Sì. Se va al 100% invece è un importo diverso di 650 euro, 652 per la precisione. Però deve essere invalida al 100%. Va bene? Va bene? Sì, va bene, grazie. E grazie a lei, Buonasera. signora, per aver chiamato. Grazie. Vediamo, perché ci sono ancora dei messaggi ai quali vorrei dare risposta. Ah sì, allora c'è Giuliano che aveva telefonato prima, che aveva scritto prima, e che dice che ha lavorato appunto 41 anni, che chiedeva come se ci sono delle precoce, formule. Sì. Ecco, lui ci ringrazia, cioè vi ringrazia. Aspettiamo e speriamo di rientrare quindi nei lavori usuranti, dice. Un'ultima domanda, si sa se ci saranno delle penalizzazioni per chi usufruisce di questa opzione? Ancora grazie, saluti e buon lavoro. Quindi bisogna dare una risposta a Giuliano. Chi la dà? Liliana, Liliana? che è esperta di pensioni. Sì, Liliana allora. Perché stanno parlando adesso, però non si sa se è vero o meno, però di penalizzazione chi va prima dei 62 anni, che va però per il discorso della vecchiaia, chi va per i 62 anni prima dei 67.
però non abbiamo ancora le regole, diciamo, ne stanno solamente discutendo, quindi dobbiamo aspettare quello che decidono ancora. Attendere le decisioni, per il momento è solo sulla carta. E qui c'è anche un'altra domanda che era avanzata dalla volta passata: come si calcola il precoce? Ecco, siamo in tema, abbiamo appena parlato proprio della questione, perché non voglio lasciare, mi dispiace che ci siano delle persone che non hanno ricevuto risposta. Ho 61 anni compiuti, 41 di servizio, bisogna chiedere cortesemente quando. Mi ha detto, chiedi cortesemente quando la pensione, grazie. Non si firma e comunque 61 anni. Sì, quindi non sappiamo se uomo o donna, perché dovrebbe essere quindi 41 e 10 mesi se donna e 42 e 10 mesi se uomo, quindi in tutti i casi deve continuare a lavorare. E si può andare in pensione a 62 anni con 20 di contributi, e questa era l'ultima, così abbiamo esaurito. Si può andare con Rita, con una rendita, una cosa diversa, quindi bisogna essere iscritti a questa previdenza complementare, almeno aver versato 5 anni, 62 anni, avere 20 anni di contributi, quindi 62, 20 anni di contributi e ti accompagnano fino a 67 anni di età. Questo è. Bene, io farei chiudere la trasmissione a Flavia. Sì, un brevissimo tempo. Sì. Diciamo che questa riforma dovrebbe interessare anche il riordino del catasto, cioè praticamente si parla di portare i valori catastali a quelli che sono i valori di mercato. Cioè attualmente nel catasto sono iscritte solo delle rendite, mentre il valore degli immobili è quello di mercato, quindi si tratta di aggiornare il catasto e il riordino arriverà al 2026. È chiaro che ci sarà per qualcuno l'aumento delle tasse, cioè per quelli che hanno delle case in Piazza di Spagna magari, no? Con rendite catastali bassissime. Ecco, non sarà sicuramente un problema per i pensionati. Magari ne parleremo quando ritorna in trasmissione. Grazie a Flavia Blasic, grazie a Liliana Della Rovere, grazie ai telespettatori che ci hanno chiamato e a quanti ci seguono puntuali ogni mercoledì a partire dalle 18:15. Ci vediamo mercoledì prossimo, arrivederci. Buonasera a tutti, arrivederci. Buonasera. In collaborazione con FNP CISL Udine.